che hanno corso prima o è fredda la gomma o sono quelli che hanno corso prima? No, poi fermano un pochetto, prima di 3 giri si fredda un po' le gomme. Tomma, Sì. vedi che ti scivola da morire qua sotto. Signore e signori, un cordiale saluto. Qui è Manuel Cosmo Muglia che vi terrà compagnia in queste qualifiche del Johnny Trash Birthday. Attenzione, qualche piccolo problemino, punto di corda verso la Bolza, in uscita verso la Francesco. Sinistra 2. Full gas, attenzione alle gomme fredde. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Sbattiamo, andiamo a fermare, non voglio. Staccata verso l'Americo, sinistra, attenzione. Eravamo arrivati qua, giusto? A questa staccata. La prima frenata e la seconda pegata ad andare piano, perché va via dritta. Che ne avevo detto? Che ne avevo detto, Tommaso? Accendi, accendi! Cazzo zorba accendo, che minchia accendo, stai minchia accendo, tutte cose a tortare. Figura di merda. Che figura di merda. Si gira anche la ZA6 in questo momento, passa Pippo Forin che va a continuare la sua rincorsa alla pole position. Vediamo Patrizio Stuart di Campagnola che prova a dare una mano a Johnny 3 per ritornare in carreggiata, si va verso l'uscita della curva Martini in questo momento sul cordolo, verso curva 8 e poi all'imbocco di curva Paola. Attenzione, il punto più tecnico forse di questo 2019 nel Chioggia Kart Rental Circuit, la nuova variante, in uscita molto attenti per non andare sulle gomme. Destra e sinistra verso la Pomodoro, ovvero l'ultima curva prima del traguardo, si passa in questo momento sul traguardo. Attenzione, davanti a Johnny 3 c'è un kart, si tratta di Luca Trama 10 che si appresta a uscire dalla Sergio verso la Bolza, in uscita entra Johnny 3 verso la curva Nicola, ora l'Americo. Attenzione, controsterza in questo momento 2 volte e riesce a rimanere in pista ancora come fredde per il pilota Patavino, in uscita dalla curva 8 in questo momento verso la curva 9, ovvero la curva Paola. Attenzione particolare perché le gomme sono ancora fredde in questo punto del tracciato, ovvero la nuova variante, molto tecnica perché ricordiamo che tutti i piloti per la prima volta affrontano Chioggia Kart nel layout del 2019, ovvero per tutti è nuovo quel punto tecnico, la parte della nuova variante. Accelerazione a pieno verso curva Bolza in questo momento sul cordolo in esterno, attenzione in curva Francesco, giù tutto il gas, si chiude la visiera, Johnny 3 in questo momento affronta la Amerigo, ancora in pista. Davanti a sé ha 2 piloti, non ben uno ma 2, si tratta di Forin 15 e Bembe numero 5 in maglia blu, team blu. Attenzione, affronta in questo momento Johnny 3, poi Pippo Forin e a sua volta Bembe 5, la nuova variante. Escono tutti e 3, staccatona verso la Pomodoro a destra, in uscita attenzione a sinistra, full gas, corregge ancora molto tecnica, forse le gomme non sono ancora in temperatura ottimale per accelerare a pieno. Siamo alla uscita dalla Sergio verso la Bolza a destra, in questo momento ancora largo, purtroppo non c'è molta aderenza, si aspetterà qualche giro per vedere i migliori tempi da parte dei 10. Si gira un'altra volta l'Amerigo, vediamo se di tornare in carreggiata, purtroppo peggio di prima. Johnny 3 è attaccato, si infuria ed è sull'erba, stacca le mani da volante in questo momento. Un altro Marshall aiuta Johnny 3 a rientrare in pista, passa in questo momento, avete visto Tab sotto, Rudy Tabarro, passano degli altri kart, ci sono 2, passa in questo momento Pippo Forin 15 e Johnny 3 sportivamente li lascia passare per far loro registrare un grande tempo. Attenzione ancora Johnny 3, attenzione, una sbandata, era Trama 10 in quel frangente che ha avuto uno sbandamento. Johnny 3 affronta in questo momento la destra, poi sinistra le Pomodoro, Bembe 5 all'esterno. Attenzione Lazza 6 che è in versione aggressiva, come potete vedere,
stacca Lazza 6, attenzione Johnny 3, una correzione da parte delle sue mani sul volante, prova a incrociare, forse voleva tentare in sorpasso dall'uscita della curva, attenzione in questo momento sorpasso alla Nicola, all'Amerigo contro Sterza ancora leggermente, tocca il cordolo in uscita sulla curva Martina, poi 8, curva 8, in questo momento curva 9, vediamo curva 9, molto lungo a destra, la nuova variante, si è girato Pippo Forin, avete visto le immagini sulla sinistra, si è girato Pippo Forin, in questo momento giù tutto il piede sul freno, Johnny 3 davanti a sé, si tratta sì di Elena 13, viene sventolata bandiera blu ma lei non si sposta per favorire la traiettoria migliore da parte del pilota padovano. Elena 13 che comunque anche lei fa la sua gara, attenzione Johnny 3 in questo momento staccata molto bene qui sul cordolo, finalmente la tua Bolza, sì anche sul cordolo alla Francesco, giù tutto il piede sul gas alla Nicola dove prima aveva superato Lazza 6, in questo momento si trova l'Americo contro Sterza leggermente in uscita dall'Americo, tocca il cordolo sulla curva Martina, curva 8 a pieno, Sterza sta affrontando Johnny 3 la nuova variante, destra e sinistra, attenzione, sì molto bene, in questo momento chiude tutto il gas, anche qui largo, sinistra ancora e vediamo in questo momento passa sul traguardo, viene sventolata bandiera a scacchi, passa ora sotto il tabellone luminoso. Andiamo quindi a vedere l'esito dei 6 minuti di qualifiche del Johnny 3's Birthday. In quinta fila, 10ª posizione per il sempre positivo Alessandro Benvenu, alias Bembe 5, con un primo 0,6 e 0,30. Lo precede in 9ª posizione Elena 13. Ricordiamo essere l'unica partecipante donna in pista. Precede Bembe 5 di 4 secondi con un primo 0,2 e 953. Quarta fila, con i due ragazzi di Campagnola, classe 1992. Trattasi di Trama 10 in 8ª posizione con 54 secondi e 506 millesimi. Davanti a lui Cristian 92 con 52 secondi 672. In 7ª posizione, terza fila, da Cavarzere, Cri 84, che precede Cristian 92 di appena 4 decimi di secondo, stampando un bel 52 secondi e 281 millesimi in 6ª posizione. Quinta posizione per il giovane Filippo Forin 15 con 51 secondi e 031. Quindi a precedere, seconda fila, Nicola Lazzarato, Lazza 6, in quarta posizione, con un tempo di 48 e 640. Accanto a lui, distanziato di appena un decimo di secondo, Tabs 8, Rudy Tabarro, con 48 secondi e 524 millesimi. Ed ecco la prima fila. Seconda posizione per Artemio Vegna 7 all'anagrafe Gianluca Bertin con 45 secondi e 499 millesimi. Ed in pole position, Johnny 3 con 44 secondi e 367 millesimi, il festeggiato alla media oraria di 56 e 411. Ed eccoci sempre on board con Johnny 3 che si sta per posizionare dietro due file di kart, davanti a sé Christian Modolin, Christian 92. Johnny 3 in questo momento passa attraverso i kart, le due file di kart, deve attendere disposizioni per il da farsi, dovrebbe posizionarsi verso la linea di partenza per questa imminente gara. Ecco il Marshall che fa segno a Johnny 3 di avanzare, ma Bertino sorpassa a destra. Ed eccoli inquadrati prima del via, vediamo Johnny 3 che prima di abbassare la visiera scambia qualche parola festosa con gli altri piloti. Tutto è pronto? Si spengono le luci, partono le vetture, buona la partenza di... Ve lo dico, ho perso purtroppo le immagini della partenza. Ho perso anche le immagini di quando a Muro Leccese in provincia di Lecce ho girato al kart la Conca. Era un bel video, volevo portarvi quelle immagini e ci tenevo, perché anche la location è fantastica. Beh, dai, ve la racconto io a parole com'è andata la partenza della gara del Johnny 3's Birthday. Partono tutti bene. Alla staccata della Pomodoro, Artemio Vegna 7 tenta il sorpasso su Johnny 3 per la conquista della prima posizione, ma urta le barriere della Pomodoro di destra e rimane lì fermo. Johnny 3 continua al comando della gara, non in modalità 100% racing però.
Artemio Vegnasette si fa sotto, sorpassa tutti, va a prendere Johnny 3 e conquista la prima posizione. In quel momento in Johnny 3 si accende la miccia. Ed è da qui che partiranno le immagini della prossima gara. Sì, lo so, ci sarai rimasto o rimasta male, ma questo è suspense. Se tu lasci un bel mi piace, ti iscrivi al canale e condividi il video con qualche tuo amico o qualche tua amica che come te piace il motorsport e in principal modo i go-kart, io tra qualche giorno ti porto le immagini della gara. Quindi bye bye da Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia, ci vediamo al prossimo video.